Oskar Kogoj è un designer sloveno di fama mondiale che quest'anno festeggia i 60 anni di attività. I suoi capolavori sono esposti in un centinaio di musei in patria e all'estero. Essi riflettono la natura, i messaggi spirituali di antiche civiltà e il patrimonio culturale degli sloveni. Oskar Kogoj è un viaggiatore perpetuo, ma la sua casa rimane sempre la natia Merna nei dintorni di Nova Gorica, dove crea opere d'arte senza tempo, ricche di narrazione e forma straordinaria, con il nome di Nature Design. Si potrebbe dire che Oskar Kogoj sia nato sotto una buona stella. Cresciuto in una famiglia agiata, è amato e allevato nella disciplina e nell'aspirazione al bello e alla perfezione. Terminata la scuola media per design a Lubiana, porta a compimento gli studi di disegno industriale a Venezia. Di spirito aperto e pieno di curiosità, trae ispirazione soprattutto dalla natura, dapprima nel suo ambiente, lungo il fiume Vipacco. Questa via primaria è forma già alla nascita, la natura, e ha influito sul mio sviluppo. Tuttora osservo e mi ispiro alle forme create dal nostro Vipacco e da altri fiumi, dalla natura in generale. Nelle sue progettazioni ama riandare alle antiche civiltà, alle varie culture, religioni e filosofie, senza staccarsi dal mondo nel quale vive. Per 17 anni ha studiato in India le conoscenze e i segreti dell'uomo con un grande maestro spirituale, l'Avatar Sai Baba, che l'ha scelto come designer personale. Dal punto di vista del prana, il globo terrestre gira e la civiltà terrestre è sorta sotto forma di grandi sfere. La sfera è quindi passata all'uovo e l'uovo è la forma più perfetta. Ispira tutti i designer e gli architetti. Tutto entra in questa forma e tutto scaturisce da essa. Come l'uovo cosmico, simbolo di eternità, creazione, divinità e forma più perfetta sulla Terra, nei lavori di Oskar Kogoj è presente spesso anche il cavallo. La statua del cavallo venetico a grandezza naturale si erge in diverse parti del mondo, da Lubiana a Sloven Gradec a Sochi, Gerusalemme e davanti al Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. I nostri antenati erano i più grandi allevatori di cavalli e anche il cavallo era un simbolo del creato divino. Parliamo così prima del cavallo venetico e poi da qui si è sviluppato il cavallo lipizzano. Nel caso di forme innovative, la cosa più impegnativa e lunga nel tempo, secondo Kogoj, è il processo mentale che a volte richiede molti mesi o anni di riflessione per soddisfare sia l'estetica sia la narrazione. Ultimamente sto preparando un nuovo recipiente da caffè o da tè. Faccio sempre da solo il primo modello con materiali diversi, in questo caso il legno. Poi lo consegno a vari esperti per la lavorazione e la preparazione degli attrezzi, per passare poi alla fusione, o in modo industriale o in quello artigianale, o come esemplare unico, secondo il tema. Tutte le opere d'arte di Oskar Kogoj sono in materiale naturale. I gioielli sono fatti di cristallo e oro che emettono il maggior numero di vibrazioni ed energia positiva. Non ci sono quasi oggetti utili e decorativi che egli non abbia disegnato: mobili, lampade, giocattoli, articoli in vetro, in porcellana, monili, fino a un'elica d'aereo e violini. Da artista universale qual è, ha disegnato molti manifesti per tanti eventi e manifestazioni in Slovenia e all'estero.
Nella mostra allestita nella torre del Memoriale della Pace a Zerie presso Nova Gorizia sono stati esposti, oltre ai manifesti, anche alcuni dei suoi lavori più rappresentativi che hanno fatto guadagnare fama mondiale al grande maestro.